Cari amici, con l'immagine che vedete alle mie spalle sapete che si parla di polizia giudiziaria, di ordine pubblico, soprattutto di sicurezza dei cittadini. E non crediate, il gioco porta ridotta sicurezza ai cittadini, famiglie violente e malate di gioco. I veneti bruciano 1.200 milioni l'anno di gioco d'azzardo. Vogliamo vedere se riusciamo a risolvere questi problemi. È possibile che nessuno pensi a fare seriamente qualche cosa, a impedire questo? No, non si fa, perché lo Stato da più di 20 anni ha fatto dei contratti con le grandi case, le grandi ditte che fanno il gioco d'azzardo e ci guadagna il 10% sulle centinaia di miliardi che vengono fatte a livello nazionale da tutti i giochi d'azzardo. Ovviamente chi ci guadagna di più non è certo lo Stato, non è certo il cittadino, non è certo il semplice poveretto che va a giocarsi 4 soldi. No, chi ci guadagna di più è chi non gioca e conta i soldi, ha investito e conta i soldi. Insieme al gioco d'azzardo, guarda caso, crescono e proliferano usurai, compro oro, compro gioielli. Una volta erano i ricettatori e basta, oggi c'è un giro legalizzato per cui non commettono reato se comprano regolarmente dell'oro, ma sfruttano il fatto che ci sia gente che brucia i soldi in quel modo. Di questo ne riparleremo, ma l'Europa non ha niente da dirci su questo, che dice sempre su tutto. Il Presidente della Repubblica non ha un monito da fare a nessuno su questi che muoiono, si ammazzano, si fanno ammazzare, buttano via soldi e famiglie. Non ha niente da dire?